Sono state tra le più votate tra le candidate consigliere di centrosinistra, una carriera politica dentro al partito, una paladina dell'impegno civico l'altra. Vanessa Camani del Partito Democratico ed Elena Ostanel del Veneto che vogliamo sono le due nuove consigliere regionali padovane che siederanno all'opposizione per i prossimi 5 anni. Vanessa Camani, un'esperienza come consigliera comunale ad Abano Terme e poi come deputata nel 2014, è stata in questa tornata elettorale tra le candidate di punta del PD. Mi approccio sempre alle esperienze nuove con molta umiltà e con voglia di studiare e di imparare. Saranno 5 anni difficili, ma nei quali noi riusciremo, sono certa, a mettere in campo un'opposizione costruttiva, ma allo stesso tempo ferma, per costruire insieme, le condizioni migliori per la nostra regione, che è l'unico interesse che tutti i 51 consiglieri hanno, spero, nella testa. PD Veneto che ora dovrà attraversare una fase difficile di ricostruzione. In questo momento quello che dobbiamo evitare ovviamente sono le lezioni sui giornali o le conferenze stampa in cui in solitaria si danno letture o si traggono conseguenze, e dobbiamo invece aprire un percorso dentro gli organismi dirigenti che ci consenta con molta umiltà di analizzare ciò che è accaduto e capire da dove ripartire e di farlo ovviamente tutti insieme. Urbanista, ricercatrice universitaria, anche lei con un'esperienza da consigliera comunale a Padova, Elena Ostanel punta a costruire un'opposizione coesa sui temi dell'ambiente. Mi sono resa conto che in Veneto si chiede proprio qualcuno che riesca a dare una visione alternativa a quella del governo leghista a questa regione, e quindi prima di tutto costruire un bel gruppo coeso in base alle competenze che abbiamo, lavorare sui temi che conosciamo meglio e quindi anche nelle commissioni relative, e partirei subito dal lavorare sullo stop al consumo di suolo. 5 anni per lavorare e portare a Palazzo Ferrofini le istanze della gente. Il nostro obiettivo è quello di legare la politica istituzionale di Palazzo Ferrofini con i territori che per troppo tempo sono stati abbandonati dalla politica. Quindi il nostro lavoro continua, anzi siamo molto felici appunto di riuscire a costruire un percorso e costruirlo anche con qualcuno che è dentro le istituzioni regionali, e con Arturo Lorenzoni abbiamo l'opportunità davvero di fare questo percorso.